L'opposizione chiede risposte sul progetto Santa Chiara e pensa già alla prossima amministrazione. Nel sottotetto della Canonica di Stoccareddo trovato un sacco di cotone con ossa umane, è giallo. Tensione in Valle Santa Felicita, sul posto le forze dell'ordine, sgomberato un gregge di pecore. Il richiamo del presidente della provincia sulla convivenza con orsi e lupi, un equilibrio da gestire con personale qualificato. Controlli contro la criminalità in provincia, polizia in azione anche con l'elicottero a Fara dopo la sparatoria. Rosà, capitale dell'asparago bianco, con la mostra mercato in piazza, stand gastronomici e balocchi. Provocarono ustioni a una paziente durante operazione al polso, condannati un medico e un infermiere. Iniziano la prossima settimana i lavori per abbattere e ricostruire il ponte lungo la strada provinciale 78. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Bassano, che apriamo con l'opposizione che alza la voce sul progetto Santa Chiara. Ancora troppe domande senza risposta, dicono meglio pensare al mandato della prossima amministrazione. E ancora polemica sul progetto del polo museale Santa Chiara, con l'opposizione che contesta innanzitutto i risultati e le cifre che l'amministrazione aveva anticipato in commissione. Un dibattito animato dalle domande delle minoranze, per lo più senza risposte. Avevano annunciato soluzioni miracolose, imminenti, pose della prima pietra, costi zero per il comune, poi insomma in realtà nulla di tutto questo sta avvenendo. Nel frattempo è arrivata, dopo molti mesi dagli annunci, una proposta di un privato, un leasing, una collaborazione pubblico-privato che alle opposizioni non piace. Questa proposta sembra arrivi a un valore di circa 22 milioni di euro per l'amministrazione comunale. Se fosse così è evidente che è una cifra non sostenibile per quanto riguarda il bilancio di Bassano del Grappa, tenuto conto soprattutto del fatto che già molti soldi sono stati spesi là e quindi non è accettabile che si spendano oggi ulteriori 22 milioni di euro avendo perso quelli che sono anche i finanziamenti di Cari Verona che c'erano, che erano quantomeno dai 5 ai 7 milioni di euro, persi per incapacità di far fronte agli impegni presi da parte di questa amministrazione comunale. Uno scetticismo che si traduce in tempi lunghi e difficili da rispettare entro il mandato amministrativo della Giunta Pavan. È impossibile che una procedura così complessa, ammesso e non concesso che tutto vada come deve andare, possa trovare il suo compimento entro la fine del mandato. Il futuro per le minoranze è tutto da rifare. Si pensa già infatti al prossimo sindaco e alla prossima giunta, che dovranno rimettere in discussione tutto il progetto. Si spera a questo punto che la prossima amministrazione, che non sarà questa amministrazione, rimetta in discussione un progetto di questo tipo, che è un progetto che non è assolutamente in linea con le esigenze della città. Ed ora un giallo sull'altopiano in una frazione di Gallio. Infatti i parrocchiani hanno trovato un sacco con resti di ossa umane in Canonica. A chi potrebbero appartenere? Quando i parrocchiani di Stoccareddo di Gallio sono saliti nel sottotetto della Canonica della parrocchia di San Giovanni Battista e hanno trovato un sacco di cotone che conteneva un teschio e alcune ossa umane, sono rimasti a bocca aperta. Hanno chiamato immediatamente il parroco e poi le forze dell'ordine, che hanno portato il sacco in laboratorio. In quell'area della Canonica non saliva più nessuno da almeno 20 anni. Per risolvere il giallo ci vorrà un po' di tempo. Questo è un giallo tutto galliese che è ancora avvolto da una cornice di mistero sulla quale stiamo a tutt'oggi lavorando per capire cosa sia successo in tutti questi anni, presumo io, perché si ritiene già da una prima analisi che queste ossa siano lì da decenni. Saranno le analisi di laboratorio infatti a stabilire l'età e il sesso della persona, anche se l'ipotesi più probabile è che si tratti di un soldato della Grande Guerra. Probabilmente le ossa erano state trovate durante i lavori di ristrutturazione degli anni 60 e dimenticate da qualche parte. La speranza è dunque che non sia un omicidio o una morte più recente. Che si possa trattare magari dei resti di un soldato della Prima Guerra Mondiale, al quale ovviamente va data il degno riconoscimento, ma soprattutto la degna sepoltura. Voglio pensare che il caso possa essere riconducibile a questo. La risposta servirà dal laboratorio. Intanto per qualche giorno tutte le ipotesi rimangono in piedi. Adesso andiamo in Valle San Felicita, Romano De Zelino, dove questa mattina si sono vissuti momenti di tensione. Sul posto anche le forze dell'ordine. Sentiamo cosa è successo.
Siamo intervenuti perché nella giornata di ieri, nella serata di ieri, abbiamo ricevuto delle segnalazioni su capi abbandonati e morti proprio in mezzo alla valle e di conseguenza è una situazione non accettabile che necessita l'intervento soprattutto della autorità di pubblica sicurezza e di sanità locale, quale è il sindaco. Siamo in Valle Santa Felicita, comune di Romano de Zelino. Da qualche settimana questo gregge di ovini sosta e pascola in quest'area verde tradizionalmente molto frequentata da turisti e amanti delle passeggiate all'aria aperta. Una situazione igienico-sanitaria che il sindaco definisce poco chiara, con la presenza anche di animali morti come questo agnello abbandonato senza vita in mezzo al fango. Questa mattina sono pertanto scattati i controlli e non sono mancati i momenti di tensione. Abbiamo fatto intervenire la nostra polizia locale che con il supporto dei carabinieri forestali e del servizio veterinario ha accertato che c'erano delle irregolarità e di conseguenza ha combinato le sanzioni, tutto quello che serviva, oltre ai verbali del caso, perché purtroppo la situazione era abbastanza seria. Oltre a questo si tratta di una presenza non temporanea ma stanziale da ormai qualche giorno, qualche settimana vorrei dire. Pertanto anche questa cosa non va bene rispetto a quelle che sono le regole di questo tipo di attività. Adesso che cosa succederà? Notificheremo le sanzioni, dopodiché con la polizia locale stiamo valutando anche una qualche forma di interdizione all'attività di queste persone nel nostro territorio comunale, quasi come fosse un DASPO. Dal gregge all'orso, perché dopo l'avvistamento dell'orso in altopiano interviene il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, dice l'equilibrio tra fauna selvatica e civiltà va gestito da personale qualificato che attualmente è sotto organico. C'è proprio un equilibrio tra fauna selvatica e civiltà, che in qualche modo devono coesistere nell'interesse di entrambi. Equilibrio tra uomo e natura, ma soprattutto contesti sempre più affollati. In altopiano quella dei lupi è ormai un'emergenza. Non si fermano infatti le predazioni alle staglie e agli animali da pascolo. E ora probabilmente il territorio altopianese dovrà fare i conti ancora una volta con un altro ospite, l'orso. Di pochi giorni fa infatti una foto che immortalerebbe un esemplare a girarsi nei boschi del Barental nel comune di Luisiana Conco. Un equilibrio, quello tra fauna selvatica e civiltà, che secondo il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, andrebbe gestito da personale qualificato. Vediamo come sia difficile anche dalla cronaca gestire il sottile equilibrio tra la fauna selvatica e i cittadini che in qualche modo vogliono fruire di quelli che sono gli spazi della natura. Pensiamo alle montagne, alle colline, al lago, e come questo equilibrio sia molto difficile. Noi abbiamo 17 agenti che verranno potenziati grazie anche a un primo interagire che c'è stato con la Regione Veneto e vedrà in qualche modo fornirci 3 nuovi agenti, ma questi non saranno sufficienti da soli, saranno necessari nuovi potenziamenti. E sulla possibile presenza dell'orso in altopiano i bassanesi si dividono tra chi è favorevole e chi contrario all'abbattimento. È possibile che sia stato avvistato un orso in altopiano? Che ne pensa? Che fanno paura, però non so, o cercano di eliminare questo problema o si ha paura a muoversi. Dopo i lupi anche gli orsi. Dopo i lupi anche gli orsi, e che ancora cosa manca? E se 100 anni fa non c'erano gli orsi potevamo anche farne a meno adesso. Anche nel caso più recente, probabilmente l'orsa aveva i suoi cuccioli, quindi sentendosi in pericolo non tanto per lei ma per i cuccioli può aver reagito. Quindi lei è per una convivenza con l'orso? Io sono per la convivenza, però prudente. Se entra e fa qualcosa bisogna eliminarlo, tirarlo via. Penso che probabilmente bisognerebbe far sì che la natura sia più rispettata, quindi non ci sarebbe pericolo né per gli animali e neanche per l'uomo. Ha paura? No. Probabilmente è stato avvistato un orso in altopiano. C'è paura? Paura no, ma c'è da stare attenti. È il suo habitat e bisogna rispettare anche quello che è la natura. È un animale del territorio, bisogna lasciarli liberi, usare la testa e attenzione. Lei sarebbe per il contenimento o per la convivenza? La convivenza, tanto credo che se ognuno rispetta i propri territori, in teoria si limitano le problematiche. Ecco. C'è paura? No. Assolutamente no, perché gli sparo. No, abbattimento no, perché ci vogliono anche loro, però contenimento sì. Vorrei chiedere agli animalisti, quando un orso oppure
lupo, mangia agnelli, mangia pecore, capre. Vorrei che mangiassero il cagnetto che hanno a casa, a vedere se hanno la stessa reazione. Gli animali vanno rispettati. Ho un po' di paura, le dirò, cerco di stare lontana, si sa mai, hanno il loro ambiente, il loro tutto, lasciamoli lì, però ammazzarlo no, poveraccio. Ancora la cronaca, dopo la sparatoria del 24 aprile a Fara Vicentino, raffica di controlli disposti dal questore di Vicenza Paolo Sartori. Raffica di controlli a Fara Vicentino, Breganze, Marostica e Tiene è quanto disposto dal questore di Vicenza Paolo Sartori dopo la tragica sparatoria del 24 aprile che ha trasformato per poche ore via Crosara a Fara in un vero e proprio Far West. Un'operazione straordinaria ad alto impatto, quella di ieri, che ha visto l'impiego di circa 40 donne e uomini appartenenti alla questura di Vicenza, al comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e al comando provinciale del Nord-Est Vicentino, supportati da 3 equipaggi del reparto prevenzione del crimine della Polizia di Stato. Controlli a 360 gradi. Nei cieli del Vicentino è volato l'elicottero delle Fiamme Gialle e a terra controlli dell'unità cinofila. Strade, parchi pubblici, esercizi privati e centri storici, setacciati i 4 comuni. Il bilancio dell'operazione è di 2 fogli di via obbligatori, 4 avvisi orali e 2 decreti di allontanamento dal territorio nazionale. E anche i carabinieri hanno controllato le strade del Bassanese, droga sequestrata, 2 patenti ritirate, controllati anche alcuni bar. Controlli straordinari dei carabinieri di Bassano contro i furti in abitazione, il commercio di droga e la criminalità in generale. Controlli eseguiti sia con pattuglie di carabinieri in abiti borghesi, sia con pattuglie in divisa. In particolar modo i militari del radiomobile, con l'uso dell'etilometro, hanno effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie principali. Il bilancio è di 3 giovani segnalati alla prefettura di Vicenza, trovati in possesso di marijuana. A 2 di loro è stata ritirata la patente. Durante l'attività sono state controllate 73 persone, fermati 45 veicoli, effettuate 3 perquisizioni personali e controllati 7 esercizi pubblici. Ancora la cronaca in qualche modo, perché parliamo di una serata informativa contro le truffe agli anziani e sentiamo quali sono i consigli dell'Arma dei Carabinieri. Rendere la vita molto difficile ai delinquenti, soprattutto attraverso la prevenzione. È l'obiettivo della serata che si è svolta presso il centro socio-ricreativo di San Michele e organizzata dal comitato di quartiere. Truffe agli anziani, i consigli dell'Arma è il titolo dell'incontro che ha visto la partecipazione dei carabinieri della compagnia di Bassano, oltre all'assessore comunale alla sicurezza Claudio Mazzocco. Noi carabinieri crediamo che attraverso l'informazione possiamo fare prevenzione, quindi prevenire i fatti più spiacevoli che adesso andremo a raccontare, che sono accaduti anche nel nostro territorio, oppure eventualmente, se il fatto è già accaduto, a reprimere, cioè individuare gli autori e in qualche maniera assicurarli alla giustizia, perché questo è un po' il nostro compito. Il messaggio che questa sera deve passare è: non rendiamo la vita facile ai delinquenti, complichiamo loro la vita, rendiamo la vita difficile, nel senso che più sistemi di informazione utilizziamo, più informazione diffondiamo, meno possibilità hanno questi truffatori, che ricordiamo bene sono molto abili, più strumenti abbiamo per fermarli. Così il tenente Antonio Bellanova, comandante compagnia carabinieri di Bassano. Dalla tecnica delle truffe telefoniche a quelle dei bancomat, sono molti consigli e le strategie illustrati e spiegati dai militari dell'Arma, in particolare alle persone anziane, per essere pronte e non farsi sorprendere dall'astuzia dei malviventi. Ed ora andiamo a Rosà per la mostra mercato degli asparagi, prodotti locali, artigianato, insomma un fine settimana davvero pieno. Rosà è terra d'asparago e questa è la sua grande festa, quindi c'è la mostra concorso la domenica mattina, ma soprattutto c'è il galà dei risotti e quindi a pranzo avremo modo di assaggiare i vari piatti a base di asparagi. 37esima edizione a Rosà della mostra mercato dell'asparago bianco DOP. L'evento, denominato Dalla terra alle mani, vedrà protagonista il prodotto principe della primavera, ovvero l'asparago, sinonimo di gusto all'insegna della tradizione, ma anche dell'innovazione a tavola. La qualità, a detta di molti, è veramente ottima, forse dovuta anche a questo, soprattutto anche a questo clima fresco che non abbiamo avuto anche a aprile, giornate molto, molto calde.
L'appuntamento con la mostra mercato degli asparagi a Rosà è per il prossimo fine settimana. Apertura dello stand gastronomico sabato 6 maggio alle 18. Il clou sarà domenica. Esposizione, mostra concorso e quindi successivamente anche premiazione. In parallelo alla manifestazione dell'asparago ci sarà invece la mostra mercato con attività commerciali e attività artigianali che esporranno le loro produzioni. Poi nel pomeriggio spazio ai più piccoli, spazio alle famiglie con le attività di intrattenimento nel Parco delle Rose. Rosà per 2 giorni sarà dunque la capitale degli asparagi, ma anche il paese dei balocchi, con giocolieri, artisti di strada, bolle di sapone, zucchero filato e il trucca bimbi in collaborazione con l'ente di formazione Irigem. E intanto torna, come da tradizione, nel sabato che precede la Adunata Nazionale degli Alpini, il concerto organizzato dal coro Edelweiss Ana Montegrappa. Un appuntamento, quello con il coro Edelweiss Ana Montegrappa, che è una tradizione e che si svolge sempre il sabato precedente la grande adunata nazionale degli Alpini, ospitata quest'anno dalla città di Udine. Compie 30 anni la rassegna dei cori alpini organizzata dal coro Edelweiss e che per questa edizione vede la collaborazione dei docenti e degli alunni delle classi quarte della scuola primaria Don Bosco dell'Istituto Comprensivo di Romano De Zelino. La pace vista dagli occhi di un bambino è il titolo della serata che si terrà sabato prossimo 6 maggio nella chiesa di Santa Maria in Colle a Bassano. Alla rassegna si esibiranno, oltre al coro Edelweiss diretto dal maestro Massimo Squizzato, il coro Valsella di Borgo Valsugana, maestro Denis Zanei, e il coro Ana Novale di Valdagno sotto la direzione del maestro Michele Segato. Il concerto avrà inizio alle 20:45 e l'ingresso è libero. Ed ora altre notizie che arrivano dal nostro territorio. Possibili disagi per i residenti dell'area circostante la stazione di Bassano del Grappa in occasione di interventi di riqualificazione dei binari. I lavori si concluderanno il 20 maggio e in caso di necessità saranno realizzati anche in orario notturno. Apre in Val Brenta un nuovo centro sollievo dedicato alle persone affette da decadimento cognitivo. Diventerà un luogo di riferimento per le famiglie del territorio, fornendo loro un aiuto concreto. Il centro sarà attivo lunedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18. Torna questo weekend a Cassolo il consueto appuntamento mensile dedicato alla pulizia del territorio dei rifiuti abbandonati. Tutti i cittadini potranno partecipare con la raccomandazione di depositare l'immondizia raccolta nei punti di conferimento allestiti nelle piazze delle 3 frazioni. E ci spostiamo nell'Alta Padovana. Provocarono delle ustioni ad una paziente durante un'operazione al polso e così sono stati condannati un medico e un infermiere dell'ospedale di Campo San Piero. Un'operazione al polso che doveva essere semplice e con tempi brevi di recupero si è trasformata in un calvario per una donna di 40 anni operata nel 2018 all'ospedale di Campo San Piero. La paziente infatti è rimasta ustionata in modo grave al gomito perché durante l'intervento il suo braccio era stato adagiato su una superficie troppo calda. Una volta concluso l'effetto dell'anestesia, la donna aveva cominciato ad avvertire un forte dolore, aveva ustioni di secondo grado. Una prognosi di 110 giorni stabilirono allora i medici. Per questa vicenda sono finiti a processo un medico specializzato in ortopedia e traumatologia di 66 anni e l'infermiere strumentista di 55 anni in servizio all'ospedale di Campo San Piero. I due sono stati condannati a 2 mesi con la condizionale, assolta un'altra infermiera. La paziente è stata risarcita con 25.000 euro. A Santa Giustina in Colle il ponte sulla provinciale 78 verrà presto abbattuto e ricostruito. Lavori stradali in arrivo a Santa Giustina in Colle. La prossima settimana inizieranno le opere di abbattimento e ricostruzione del ponte sul fosso Vandura lungo la strada provinciale 78. La viabilità sarà deviata per tutta la durata dei lavori, che sarà di circa 6 mesi, verso San Martino di Lupari lungo le strade provinciali 22 fino ad Abbazia Pisani e strada provinciale 39. Il costo complessivo dell'intervento
pari a 690.000 euro, è finanziato principalmente con fondi ministeriali. Come commenta il consigliere con delega alla viabilità Marco Schiesaro, il nuovo ponte offrirà una soluzione definitiva alla comunità locale. Ed ora, prima di salutarci, vi ricordo l'appuntamento con Focus, il programma di approfondimento del nostro direttore Luigi Bacialli, che questa sera avrà ospiti Maria Rosa Barazza, Fabio Crea, Luca De Carlo, Domenico Lo Sappio, Alessio Morosin, Laura Puppato e Alessandra Nava. È tutto per l'appuntamento con l'informazione di Bassano, vi ringrazio, vi saluto e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci.